quasi tutti gli attori vorrebbero diventare registi. Adriano ha avuto la fortuna di fare i suoi film. In un convento nei pressi di Palestrina, un regista fresco fresco è Adriano Celentano, che dirige il film Super Rapina, di cui è anche protagonista. Nel film Celentano è il capo di una banda di rapinatori. Con i complici si è travestito da frate per nascondersi in un convento abbandonato, dove il precetto francescano della carità non è la regola monastica più rispettata. Io nel 1974 avevo deciso di sposarmi, allora chiesi allo zio se lui mi poteva dare una parte nel film che lui stava producendo. Mi disse va bene, a patto che tu faccia il prete. Praticamente in questo film ho concentrato un po' tutto, cioè il teatro, la musica, il dramma e poi altre cose. 3 anni dopo Yuppie uscì nelle sale cinematografiche Geppo il Folle. Alcune sequenze del film vennero girate anche ad Asiago, dove erano previste delle scene sulla neve. A causa di alcuni ritardi però le riprese slittarono da gennaio ad aprile. Arrivato il giorno delle riprese in esterno, tutti quanti erano preoccupati. Era una giornata soleggiata e la neve non c'era. Erano tutti preoccupati tranne uno, Celentano. La truppa da mangiare e lui disse: non preoccupatevi, ci parlo io con lui, riferendosi a Dio. Dopo un'ora iniziò a formarsi un gran nuvolone e sull'intero altopiano di Asiago iniziò a nevicare. Era la prima volta in 20 anni che nevicava ad aprile. Per il suo film John Louis mi chiamò proprio per fare la pubblicità e là ho avuto un contatto più diretto, andando sul set 2 o 3 volte. Sono andato quando ha fatto quella scena che io ho fatto il manifesto su quel momento, girato poi una chiesa vera proprio che sta a Piazza Navona. Questo tipo di gente che attacca si è accorta che è questo che faceva ridere, a un certo punto pensa. Allora guai a chi pensa. Adriano forse non aveva i tempi del classico regista in cui sta dentro il mese di lavorazione, i 2 mesi, quando Adriano era pignolo. Lui è meticolosissimo, così come è meticoloso adesso che sta facendo Adrian. Finché mi cercano vuol dire che non mi hanno trovato.